È la storia della mia vita da quando nasco il 4 luglio del 1963 a quando mi sposo il 5 agosto del 2011 con Riccarda in Germania. È la storia della mia vita intrecciata con la storia di questo paese, i 40 anni di vita e intrecciata con i diritti civili in Italia, quindi è una storia personale ma anche politica, è la storia di questo paese sempre in ritardo e che forse sarebbe bene che fosse, non dico in anticipo, ma anche al passo con gli altri paesi europei. La Francia ha approvato i matrimoni omosessuali e il presidente della consulta della Corte Costituzionale ha ribadito il fatto che il Parlamento deve legiferare. Già lo aveva fatto nel 2010 e l'altro giorno lo ha ribadito. Noi siamo l'ultimo paese dell'Unione Europea a non avere nessuna legislazione. La mia posizione, che è sempre stata molto netta, io sono favorevole al matrimonio, ma essendomi sposata in Germania con un altro istituto giuridico che ormai in Germania praticamente ha gli stessi diritti e gli stessi doveri, dico troviamo una soluzione. Il matrimonio naturalmente è la soluzione più semplice, più accessibile e soprattutto è la soluzione che forse oggi, stranamente, in questo Parlamento avrebbe la maggioranza. Io faccio un invito, fate una cosa che in questo momento non state facendo in Parlamento, politica e dialogate e forse potremmo approvare finalmente una legge di civiltà che ci porta magicamente in Europa.